Un sit-in davanti al San Bortolo, i camici bianchi riuniti in un momento simbolico all'indomani dell'aggressione ai danni di una dottoressa del pronto soccorso che è stata aggredita da un familiare di un paziente poi arrestato. Lanciano il loro appello stop alla violenza nei luoghi di cura. Un minuto di silenzio che rappresenta non solo un richiamo alle istituzioni ma anche al senso civico dei cittadini. Solidarietà alla dottoressa che ha subito l'aggressione, a tutti i sanitari, manifestata anche dal direttore generale dell'Ulsotto, Maria Giuseppina Bonavina. Combatteremo ogni segno di violenza, a parole o coi fatti. Credo che il nostro lavoro sia fondamentale e che questo atteggiamento sia di fondamentale importanza per tutti quanti. A raggiungere i manifestanti anche il mondo della politica cittadina, il sindaco Francesco Rucco, il candidato per le amministrative Giacomo Possamai, a testimoniare la volontà di una presa di coscienza collettiva contro un fenomeno, quello delle aggressioni ai sanitari, in continuo aumento per numero di episodi e per la loro gravità. Sono molti i casi di aggressione nei confronti del personale sanitario, soprattutto negli ultimi mesi, in questi ultimi anni, dove non viene riconosciuto lo sforzo a queste persone fatto nei 3 anni di pandemia con grande lavoro, grande sforzo e grande sacrificio umano a favore della collettività. Una espressione di solidarietà e vicinanza da parte mia, a nome di tutta l'amministrazione della città di Vicenza, nei confronti del personale sanitario.